Questa trasmissione è offerta da VS Gomme. Appuntamento con Lo Sapevo. Qui in studio ci sono altre due pro loco che sperano di raggiungere la semifinale e possiamo dire che è un quasi derby? Lo sentite? Sì. Siete vicini, abbastanza vicini. Si sente l'ansia. Si sente l'ansia, mi dicono da Gemona, me lo dice la capitana Erika. Eccoli qua. Buonasera. Perché senti l'ansia? Senti l'ansia perché... L'ansia, Fagagna, un'altra puntata, tante altre domande, troppe risposte. Troppe solo risposte. Una giusta. Quindi c'è l'ansia per quello, non tanto per Fagagna. Sì, anche per Fagagna, perché sono molto bravi. Ma loro non sono così convinti, ma lo chiediamo a Francesco, il capitano della prologo di Fagagna. È un quasi derby, lo sentite? Sì, non solo perché io ho anche studiato a Gemona, quindi sento una certa affinità con Gemona, però insomma dai, siamo mai arrivati così avanti in tutte le precedenti occasioni, per cui anche noi siamo abbastanza emozionati da essere arrivati ai quarti di finale. Quindi se vincono è perché ha studiato a Gemona. Ah, è vero, vero. Quindi vuol dire che anche noi teoricamente saremmo i vincitori, se noi perdiamo loro vincono. C'è delle dietrologie in questa puntata, vabbè. Mistico. Allora, invece, lei è la più brava, la più bella dei filologici di Lo Sapevo, ed è Serena Fogolini. C'è compliments Alexis. Ma la verità è, gli altri non possono dire niente. Io che noi parliamo, noi di Sobbank, però, dunque, sta contenta così. Viodin, allora, queste puntate, queste ansie, queste preparazioni, Viodin sa Glemona l'ha studiata anche il Furlan. No, su questi non sono teorie, il Furlan è il standard ufficiale e vi dico che succede. Vediamo. Serena, com'è andata con le parole, con i proverbi? Sei stata più buona? Allora, hai ciruden via di miec, i tornina metti anche un po' di toponomastiche, così Viodin, c'è che succede. E allora Tachin, c'è di sto Andiamo, Alexis. partiamo subito con le pulsantiere, quindi andiamo a vedere il primo cubo virtuale, quindi l'argomento che apre la puntata. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, Celante, Pradis di sopra e di sotto, sono frazioni di quale comune? Clauzetto, Cormon, Sforo di sotto, Maiano. Clauzetto! Bravi! Come mai? Geograficamente sapevo che sono in quella zona. È una zona che bazzichi, queste sono zone tue. Non tantissimo, però... No. Invece qui a Gemona? Presi sul tempo. Allora, sono veloci, no? Lui è adesso è veloce, poi Perché vediamo. ha studiato a Gemona, Vediamo. Sì. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Bravo Francesco, Grazie. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti, quale prodotto caratterizza le manifestazioni del progetto Il Mezzo e Pardianico? Grappa, prosciutto, mela, formaggio. Sono stati velocissimi, veloce lui, Devo allenare, non si sa come un attimo. mai è veloce sto giro. Mi sono allenato. Si è allenato con la pulsantiera, vedi. E poi hai delle donne dietro che ti suggeriscono. Assolutamente. C'è anche l'uomo là, che si fa sentire quando serve, giusto? Esatto. E invece qui com'è? C'eravamo millesimi di secondo. È sempre la velocità che... Vabbè dai, andiamo avanti e andiamo a vedere il prossimo argomento. Cubo virtuale. Sport, chi sarà più sportivo tra le pro loco? Adriano Fedele ha allenato le squadre di 3 capoluoghi del Friuli Venezia Giulia. Quale manca alla collezione? Triestina, Porgorizia, Udinese e Pordenone. Non è Porgorizia. Quindi Fagagna può scegliere. Sarà No. la A.
Quale manca? È la Triestina, quella che manca alla sua collezione. Non lo sapevamo. Non lo sapevi, è Per difficile, fortuna. difficile. Allora andiamo avanti, perché qua, insomma, dobbiamo recuperare Abbiamo il argomenti, tempo. sì, sì. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, subito. Territorio. Andiamo a Moimacco. Cos'è rappresentato sullo stemma del comune? Un aratro, una spada, una croce, un castello. Moimacco. Non è una spada. Fagagna può tentare. Oh, ma poi io di zero. No, ragazzi. Un aratro. Vabbè, ma non togliamo punti quest'anno, Molto quindi bene. rimaniamo a zero, Lineari. insomma, rimanete a zero, e loro invece sono ancora in una situazione di vantaggio. Cos'è che le donne dietro parlano? Succede? Ho sentito tutto un suggerimento castello, 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 e non però era castello. non c'era nessun castello, niente, vabbè. Allora andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Ecco, con la cultura avete più tempo e più punti in palio, quindi 30 secondi e 10 punti. L'attuale istituto tecnico Malignani, a chi era intitolato in origine? Ad Alessandro Volta, a Giovanni da Udine, a Leonardo da Vinci, a Thomas Edison. A chi era intitolato? In origine 1919? No, non è Leonardo da Vinci, quindi Fagagna può ancora tentare. Avete ancora 5 secondi. No. Giovanni da Udine, Serena. Esatto, il Malignani si clama così dome dal 46, Arturo Malignani, lo riguardin tra gli inventori della lampadina, in grazie di lui, Udine è stata la terza città dopo di Londra e di Milano, essi illuminate in maniera artificiale. La curiosità è che prima l'era Giovanni da Udine, che come l'ha intitolato il teatri, clare, un dei primi presidenti dalla scuola all'estate Caligaris, che è un gran fari, anzi un artista di lavorazione al fier battut, e si invede l'avvio di qualcuno dagli sos operis. È andata così, ragazzi. Dai, adesso comunque ci sono altri quiz e altri giochi, anzi, ci buttiamo subito sul friulano. Cara Erika, Bene. com'è? Ti sei esercitata? Beh, ho qua la maestra io. Hai la maestra di friulano? Sì. Sul serio di friulano? Sara? Brava. All'elementare, bene, quindi Sono tranquilla. dovresti essere più tranquilla. Ho la no? maestra vicino a me. Va bene. Allora è arrivato il momento di lanciare il primo proverbio. Noi lo lanceremo, lo leggerà Serena, comparirà in grafica, poi avete il tempo della pubblicità per pensarci, daremo prima alla proloco in svantaggio la possibilità di rispondere. Se voi sbagliate, diamo la possibilità a Fagagna di rispondere, ok? Andiamo a vedere il proverbio, Serena, lo vediamo in Pronto. grafica. La che si passe la etat biele, ogni piere è fevele. Sara è già che, la maestra è già che tira agli occhi. E noi vogliamo appunto sapere che cosa si intende dire con questo proverbio, quindi è da interpretare naturalmente con la traduzione, aiutandovi con la traduzione. Ok. Quindi avete il tempo della pubblicità, anche Fagagna ci ragiona perché non è detto che loro diano la risposta esatta e quindi ci rivediamo dopo la pubblicità, lo sapevo, tra poco. Eccoci qua di nuovo assieme a Lo Sapevo con le Proloco che durante la pubblicità si sono riuniti per capire qual è la risposta da dare adesso per riuscire a conquistare i primi 5, sarebbero i primi 5 punti per Gemona, se dovesse riuscire a dare la risposta esatta al proverbio, che rivediamo in Speriamo. grafica con Serena.
Sì, e dopo se la maestra Sara vuoi di lei tutte le varietà di glemone, mi va benone. La che si passe la etat biele, ogni piere e fevele. Allora, Erika, Noi ci abbiamo riflettuto e pensiamo che possa significare che in ogni luogo dove si è passata la giovinezza, ogni pietra, cioè ogni punto, racconta un ricordo, un bel ricordo, un ricordo. un ricordo di gioventù. Un ricordo. Ha una storia, no? Un ricordo. Benon, podinanti e disi che là che si passa la età biele, ve ne stai una volta, no? Che tu sei, non tu sei più giovane, in generale, ogni piere e fevele. Ma l'interpretazione prima l'ave benon, dunque... Molto 5 bene. punti per Gemona, bravi! La maestra è stata brava? Maestra è stata brava, ne abbiamo discusso, sì, tutti d'accordo. Sì, Va sì. bene, è andata bene. Allora, chiedo alla regia se ci può proporre il punteggio, quindi dopo la conquista dei primi 5 punti di Gemona, vedete Fagagna ne ha 9 e Gemona 5. Francesco, avresti dato anche tu questo tipo di... Sì, più o meno l'interpretazione che ci eravamo dati era questa. Boh, insomma, quindi diciamo che come primo proverbio era sì, sì, era abbastanza facile. Dai. facile. Per il momento, con il friulano. Andiamo avanti, quindi pulsantiere pronte, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Cultura, più punti e più tempo per pensarci. Nel settembre 1922 Mussolini a Udine fu protagonista di un famoso intervento armato, incidente d'auto, discorso, atterraggio. 1922. Non c'entra l'incidente d'auto. Quindi Fagagna può rispondere. Ma il discorso è scontato. Qua. Eh sì, ancora un secondo, Era così scontato che era giusto discorso. Visto? Però bravi perché... No, perché sentivo, no, è troppo scontato discorso, no? E Sì, invece, sembrava quella tante messa volte, in- vedi? per imbrogliare. Vabbè, andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale. L'argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Nel territorio di quale comune si trova la diga del Vaillant? Vaillant, Monterello Valcellina, Longarone, Erto e Casso. Non è Monterello Valcellina, ma è Erto Casso. Sì, Antonella, non ti ascolti più. È il primo quiz. È il primo vai. quiz, sono soddisfazioni, no? Ho la gioia. Bene, allora vediamo la grafica del punteggio, chiedo alla regia, se possibile, poi vediamo. Pari, wow. Pareggio. Siamo a 9. Molto bene. 9-9. Allora andiamo avanti. Andiamo avanti, perché adesso diventa interessante. In discesa, però, più Ma facile. no, no? no. Ah, no? Andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale. Enogastronomia, piatto friulano a base di formaggio, cipolle e patate, fricco, black, charsons. E No. vai. Questa era facilissima. La D, fatemi vedere, lo legge Serena, la D. Quick, cos'è? Fatemi, ecco, lo vedi? Quiche Lorraine. La quiche Lorraine, alle francese però, non Ah, alle no. furlan, sa? Ma ero convinta E tu eri fosse implantata sul Romanzi furlan. che avesse messo una cosa, un piatto magari delle valli del Furlan, Natisone, valli non lo del so, Resianza, ero convinta io perché c'è. questo l'ha preparato Romanzin e lui mette sempre cose impossibili per me, no? Perché io non ho studiato il francese, devo dire la La verità. Quiche Lorraine. Vabbè, comunque il fricco, quindi era semplicissimo. E quindi vediamo la grafica. Era semplicissimo, ma tu non sei Ho riuscito. stato sul tempo. Vedi che adesso ci ha preso gusto lei. Addirittura? 14 punti Gemona, 9 Fagagna.
Bene. Andiamo avanti con il prossimo cubo virtuale e saluto Romanzin per avermi inserito questo quiz. Sport, 15 secondi da 2 a 5 punti. Qual è l'ultima squadra allenata dal Goriziano e di Reia? Albania, Pro Gorizia, Napoli, Lazio. No. Bravo, bravo. Ti sei buttato? Lo No, sapevi? Ti avevo il ricordavi? ricordo che avesse allenato l'Albania, non sapevo In che periodo? In che periodo, però ci ho Bravo. provato. Allora andiamo avanti, scopriamo il prossimo argomento, il prossimo cubo virtuale e così vediamo anche la grafica del punteggio dopo. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti. No, da 2 a 5 punti. No, 10 punti. È considerata una delle più antiche poesie in friulano come comincia Biele Pome. Cianti mio de, Rose d'amor, Piruc mio. È scritto, cioè, l'hai letto giusto? Sì, sì, Sì? brava. No, boh, adesso voglio sentire Serena con la poesia. Beh, il primo tocca al fas Piruc mio dolce incolorit, quando io ti viot tutto sto ardita, è una poesia in tal filone dal Jenar dall'amor cortese, Sevolina, è uno dei primi documenti che è stata chiatata a Cividat, dentro tagliaz notari, e il nodar che l'ha scritta si chiama Antonio Porenzoni. Brava, e bravi anche voi, La maestra ti ha aiutato? La maestra c'ha... A fas di no, ma è stata yes. Anche di qua si sentiva un Anche lui, suggerimento adesso sono corretto. diventati tutti bravi. Bene, e invece qui siete quietini. Molto lì- poco letterati noi, quindi... Va bene, adesso vi diamo un'altra possibilità, un quiz sorpresa, il quizzone, che ha un valore maggiore rispetto agli altri, come lo stesso valore della cultura, quindi da 5 a 10 punti e 30 secondi per pensarci, riferendosi a un personaggio legato al mondo, al territorio friulano. Classe 78, attrice alta 1,70, vive tra il Friuli e Roma, timbro vocale mezzo soprano, Aida Tagliente, Adelaide Ristori, Dalila Di Lazzaro, Susanna Acchiardi. Bravi. Ed è proprio Aida Tagliente, di cui abbiamo anche una foto. Gemona, su questo, forse il Signore ti ha dato l'aiuto. Il Signore mi ha No, perché no. Non so come si chiama, ditemi come si chiama. Marco. Non volevo dire ragazzo, non volevo dire, ho detto signore. Uomo? L'uomo? Bravo, complimenti, ti ha dato una grossa mano. Sì. Anche perché adesso vediamo la situazione in grafica con il punteggio. Gemona 30 e Fagagna 13, cioè un'asfaltata finale da non credere. Una strage. Una strage? No, vabbè, non è proprio una strage, dai. Che dite? Molto bene. Siete contenti? Contenti. L'ansia sta calando. E tu invece cosa mi dici? Che sull'ultima domanda erano particolarmente più preparati di noi, e quindi dico bravo alla squadra di Gemona. E io vi dico un'altra cosa, che ai quarti di finale vi mettiamo ancora più in difficoltà facendovi una domanda relativa al vostro avversario. Quindi, hai studiato tutto su Gemona? Abbastanza, a Gemona un pochino. A Gemona ha studiato, ma non si sa se ha studiato su Gemona. Esatto. E voi invece, su Fagagna? Io la maestra. Tutta la maestra, cioè hai portato lei perché sa tutto. Va bene. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità perché ci prepariamo per il gioco in friulano, quindi con le buste che adesso io preparo subito dopo la pubblicità. Non sono queste, ma sono le altre, e quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo. Intanto cerco le buste.
sapevo. Andiamo subito a vedere la situazione delle nostre proloco tra Fagagna e Gemona, come sta andando. Gemona 30 e Fagagna 13. E allora è arrivato il momento per Francesco di scegliere la busta e quindi lanciamo la sigla tra due lingue. Scelgo la busta numero 2. Perché la 2? Adesso me lo devi dire perché. Perché spero di trovare quella più facile. Ovvero? Spero il friulano italiano. Ma che bene, friulano italiano? Ma dici che sia più facile così? No, però... Quindi andiamo subito a vedere la prima parola. La. Andare, Ufri. offrire, Società. sbadigliare, Albea. albeggiare, Voilma. Voilma. calmare, No, la. andare, Ufri. offrire, Società. sbadigliare, Albea. albeggiare, Voilma. sbattere le ciglia, ammiccare, No, la. andare, Ufri. offrire, Società. sbadigliare, Albea. albeggiare, Voilma. fare l'occhiolino, No, la. andare, Ufri. offrire, Società. sbadigliare, Albea. albeggiare, Voilma. strabuzzare gli occhi. Essere stato proprio te addocchiare, osservare, guardare, vedere, la va bene anche che come si non. Ne ualmade le come da un voglade. O un'occhiade, se volete. Quindi 4 parole. 4, sì. 4 sì, su quattro. 10. Poi c'era Erbolat, stregone, Il strione, esatto. Von Avo, Vone, lavo. Imbast, Imbast, lo svenimento, il mancamento, la vertigine, Sacoda che è sbattere, scuotere, percuotere. e Ofega. E ofegà, oscurare, d'utili per auli si formavi in lus aveviso in omaggio ai trasmissioni. Ah, brava, Non sì. ti eri accorta? No, non mi ero Scommetto. accorta. Brava, Dan brava. lavoro di band. Bene, dai, meno bene per voi, 4 su 10. È andata Bravi. così, dai. Adesso a te rimane la 1, quindi L'avrei io scelta. dall'italiano e tu in friulano, sì, italiano, furlan. Ci proviamo. Ok. Partiamo con la prima parola in italiano che è lodare. Lodà, Lodare. laudà, Unire. giontà, Salire. montà su, Bene. Arrampicarsi. rimpinarsi, Vangare. svangià, Entrare. entrà, No. ientrà, Però devo lodare. lodà, Unire. giontà, Unire. Salire. montà su, Arrampicarsi. rimpinarsi, Vangare. svanga, Entrare. ientrà, Vociare. voseà, o vosà, Irritare. Dai. cosa? Irritare. Infastidire, No. Non hai sentito? infastidire, No. Lodare. lodà, Unire. giontà, Salire. montà su, Arrampicarsi. rimpinarsi, Vangare. Il tempo è scaduto. svangà, Tempo rientrà. scaduto. Comunque. Quindi vociare l'hanno detto? Vosà, Vosassi. Irritare era susta. Irrita, urta. Esatto. Spaventare, scaturì. E osare? Ulsa. olsà, E anche per loro l'usa veviso. Esatto, perché poi vedete che le prime lettere... Esatto, brava. 7 su 10. 7 parole su 10. Quindi non male, Non Bene. male. Bene, no, mo. sì, Sì. Era Sì, sì. ansiosa, aveva Ansiosa paura, come passate. a stalante, dubbe non. E allora andiamo a vedere però il punteggio, chiedo alla regia se è possibile vedere il punteggio e poi partiamo con i prossimi quiz. Gemona 37, Fagagna 17, cosa ridi?
Rido per non... Per non piangere, vabbè dai, adesso andiamo avanti con la pulsantiera e quindi andiamo a vedere i prossimi quiz, perché poi lanceremo un altro proverbio e quindi la possibilità di vincere altri 5 punti. Andiamo a vedere il cubo virtuale. Territorio. Quale di questi comuni è all'incrocio di 3 diverse province? Monfalcone, Codroipo, Maniago, Morsano al Tagliamento. Ed è proprio Morsano. Bravi Fagagna. Ti ha dato una mano una ragazza dietro. Sentivo, ho sentito fin qua io. Bene. Andiamo avanti allora e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Vediamo. Enogastronomia. Che cos'è l'ucelut nella gastronomia friulana? Un vino autoctono, un formaggio tenero, una varietà di mele e una pentola. Sul vino non sbagli? Sul vino non sbagli, no? No, sono abbastanza preparato. Sono abbastanza preparata. Insomma, dovrebbe essere il tuo, no? Ambiente? Sì, sì, sì. Quindi, no, per quello che il suo lavoro, non è che vai in osteria ogni sera. Cioè, volevo dire che... Anche dicono, non lo so questo. Vabbè, andiamo avanti e scopriamo il prossimo argomento, il prossimo cubo virtuale. Sport, calcio femminile. La prima squadra di calcio femminile italiana nacque nel 46 dove? Trieste, Tarvisio, Tavagnaco, Chiesellis. Magari a Tarvisio. No. È a Trieste. Trieste. Beh, questa non la sapevate, ma allora andiamo avanti, vediamo se siete più preparati sul prossimo argomento. Andiamo a vedere il cubo virtuale. Territorio. Era chiamata anche Giardino della Serenissima a Porta del Friuli. Di quale cittadina parliamo? Sacile, Latisana, Gorizia, Palmanova. Vedi? Ci ha preso gusto Francesco e ci racconta qualcosa in più su Sacile Serena. Beh, la foto parlava già di Bessole e queste cittadine, no, dal Pordenonese, schiavacciate dalla Livence, quindi più sono nevore di palazzi di stile veneziano, e allora queste non è, ma curiosità, ieri anche acclamata Padova seconda per il fatto che ieri in città anche le terrazze e in dottorazzo un nevore famoso. Brava. Allora andiamo a vedere il cubo virtuale prossimo e poi andiamo a vedere il punteggio delle Proloco. Vediamo il cubo e andiamo a scoprire il quiz. Cultura, 30 secondi, da 5 a 10 punti. Quali sono i 2 animali araldici più frequenti negli stemmi dei nobili friulani? Orso e grifone, leone e aquila, papera dinosauro, falco e lupo. Bravi. Chi è stata? Chi è stata a dirlo? Giada? Anna? Beh, insomma, tutto il reparto femminile che è dietro. Bene, bene, brava. Bravi tutti. E allora adesso vediamo, siamo curiosi di vedere com'è la situazione del punteggio. Lo chiedo alla regia se può proporla, la grafica con il punteggio. Fagagna clamorosamente in vantaggio 40 e ride, e Gemona del Friuli 36. L'osteria ti ha parlato bene, visto? No, rido perché... Perché? Perché qualcuno è un po' stanco di venire, allora mi ha detto tanto bene nella pubblicità che siamo in svantaggio, così non torna. Guarda, adesso io mi dissocio da sta Proloco. Però io invece voglio farli tornare, quindi mi impegno, nonostante loro mi remino contro. Salvato in corner. Salvato forse in corner, perché adesso a questo punto sarà la nostra Erika, la Proloco di Gemona, ad avere anche questa volta, quindi a questo punto la possibilità di rispondere per primo al proverbio, e lo che lo vediamo in grafica, la leggerà Serena. Lo vediamo. Oh, mestre Sara, pronte tal caso? Mior un vedul
che neanche un fregul. Ridono qui le donne. Acclami In la effetti- Madonna anche. No, in effetti anch'io prima in regia con i registi uomini ne parlavamo. E insomma, non si sei impegnata a vonde. Non capivamo bene cosa si intendesse pro dire. loco, c'è Ma che nos disin. adesso appunto, cara, vedi, la maestra è già pronta. La maestra sta già dando... Maestra sta già Però suggerendo. aspetta, c'è la pubblicità prima. Ah, ok. Quindi avete tutto il tempo della pubblicità per pensarci. Bene, bene. E poi darete la risposta e ci sarà ancora il gioco in friulano, il gioco dell'avversario e poi vedremo chi ha vinto. A tra poco, lo sapevo. Eccoci qua di nuovo assieme a Lo Sapevo con le Proloco in studio, Gemona e Fagagna. Siamo rimasti con un proverbio in sospeso, però attendiamo la risposta di Gemona, ma lo rivediamo in grafica con Serena che lo rileggerà. Esatto, con la maestra Sara sempre pronta, tal caso che i fa lady. Mior un vedul che neanche un fregul. Adesso voglio proprio sentire. Allora, noi ci abbiamo pensato a lungo. E meglio un uomo sposato, vedovo, che niente da mangiare. Cioè, l'abbiamo ipotizzato all'opposto di, anziché dire meglio soli che accompagnati, meglio accompagnati che soli o senza niente da mangiare. Rivaso a contestualizzare mal un tic, perché chi è Perché la abbiamo la ipotizzato- traduzione letteraria? In realtà, pensando a Cenerentola, A non è vero. Cenerentola, Cioè, che di fatto era la flabe che contavi sempre i frus, che di Cenerentola, ma figurati. che probabilmente una volta era meglio essere sposati piuttosto che rimanere anche come vedovo, anche con un vedovo, piuttosto che essere da soli e non avere niente da mangiare. Allora, esatto. Pensando al passato. Cenerentola sa porta ben, perché che chi era il mood di che si diceva ali fantati scalavin in denant culetati alla risi a resta vedranis, allora piuttosto che resta vedranis, alle miglior chiappassi anche un vecchio no, che l'ha perduta la femmina e che magari tal taquina sta bene, no? Non l'alta quinca si tocchi in i coreans, piuttosto che non viene anche un fregul, tra senso di non venuie. Esatto. Bene, dunque l'interpretazione Cenerentola lo sa porta bene E vai. e i vei 5 schiappati punti. pons. E Francesco ride, non si sa perché. Va bene. E quindi con questi 5 punti, adesso vorrei capire, diamo sempre la possibilità a Gemona di scegliere la busta. Chiedo alla regia cosa fare, se no dobbiamo vedere no. Ah no, perché Gemona ne ha 42 e Fagagna 40. E quindi siamo pronti per lanciare la sigla tra due lingue. Così. 3 o 4? 3. Questa volta così. Quello che capita, Quello che capita, capita. sì. Visto e considerato Visto quello che come è pensi- andata prima, esatto. Ok, dall'italiano al friulano. Quindi, io adesso le dirò in italiano e tu in friulano. Sono tutti paesi del Friuli Venezia Giulia. Ok? Alesso, Deles, Brazzano. Braccian, No, Alesso, Deles, Brazzano. Brazzan, Alesso, Deles, Brazzano. Abbraccian, Abbraccian, No, Alesso, Deles, Brazzano. Abbraccia, No, Alesso, Deles, Braccia, Brazzano. Braccia, No. Deles, Alesso, Voglio dare un'aiutade. Allora, provate a pensare a San Daniele che per fulano diventa no Daniele ma Daniel. Alesso, Deles, Brazzano, Breccian, Castelnuovo, Castelnuovo,
Dolegna del Coglio. Dolegne da... Dolegne? Da qua? Tempo scaduto! Forse devo dirla tutta. Non sapevi se portare, vabbè. Non so, la diamo per buona, Dolegne così? Dolegne va bene, dal Quei, Coglio del sì. Quei. Forse aveva paura di andare avanti. Sì, non so. no, si No, perché l'ho visto tra fermate. parentesi, allora pensavo che non dovesse Sì, dirla. sì, va bene, Vabbè. Dolegne gliela din buena. 4 su 10, poi le altre erano Enemonzo, Enemonc, Forgaria, Forghiarie, Gradisca di Sonso, Gardischie, Imponzo, Dimponc, L'Estance Caras de l'Estans, e Moimacco. Cale Muimans. Solo una, vi siete beccati quella più difficile che vi ha bloccato in effetti. E adesso sempre nomi di paesi, Ok. ma questa volta dal friulano all'italiano, quindi sarò io a dirlo in friulano, ok? Ok. 1 minuto di tempo. Partiamo con Navarons. No, ma ripartiamo. Navarons. Navarons. Ne. No. Navaron e basta. Navarons. Navarons. Orsarie. Orsaria. Palut. Paludo. Sanquarin. Sanquarino. Rosset. Rossetto. No, Navarons. Navarons. Orsarie. Orsaria. Palut. Paludo. Sanquarin. Sanquarino. No. Non è Sanquarino, Navarons. occhio. Navarons. E Sanquirino. Allora, Navarons. Navarons. Orsarie. Orsaria. Palut. Paludo. Sanquarin. Sanquirino. Rosset. Rauscedo. Savonelis. Non mi viene in mente. Tempo scaduto. Cos'era? Sì, Savonelli, se è che il paese no, che non si arriva a capire italiano, perché lei è Aonedis di San Denel, Aonedis. no? Che è da Poi- tutto differente. Tor di Zuin. O il Tor, che è Tor Viscosa, Dusà. che è Usago di Traves, Vit. Vito d'Asio E Zui. e Giui, che è Giulio. Giulio. Quindi loro sono arrivate a Rauscedo, quindi 5 su 10. 5. Bene. È arrivato il momento di parlare di voi e delle vostre iniziative. Francesco, raccontaci un po' quello che state pensando di fare a Fagagna. Ci hai già raccontato la scorsa puntata, ma ricordiamo magari anche con le date per essere più precisi, per portare più gente a Certo. Fagagna, le vostre iniziative. Assolutamente, allora i prossimi eventi, diciamo, qua dai prossimi mesi sta andando avanti tutta la stagione teatrale cinematografica del Comune presso il Teatro Vittoria, per cui noi come Proloco supportiamo dal punto di vista logistico questa iniziativa promossa dal Comune. Dal 25 aprile ci sarà la festa delle Osi, delle Cicogne, in cui vede coinvolta la Proloco nell'allestimento dei chioschi, delle cucine, e poi entriamo nel periodo estivo, abbiamo il torneo Miss De Bale alla fine di giugno, che sarà un torneo notturno, calcio, pallavolo, calcio maschile, calcio femminile, pallavolo. L'ultima settimana di giugno a Fagagna c'è la notte romantica, quindi la cena sotto le stelle nell'ambito del club dei borghi più belli d'Italia, la festa della banda l'ultimo weekend di giugno, e poi andiamo a settembre, dove speriamo insomma di riuscire a riconfermare a pieno regime la nostra sagra, quindi Corsa degli Asni, Palio dei Borghi e tutti gli eventi correlati a questa iniziativa. Insomma. Poi se andiamo più avanti ci sarà sicuramente qualcosa legato alla zucca nel periodo autunnale, qualcosa legato ai nercini, quindi insomma diciamo questo è quello che sarà fatto Lo fai in da adesso a evoluzione. quest'estate. Ecco. Va bene. A Gemona invece ci parla Giulio delle iniziative. Eccolo qua. Allora, noi non siamo così avanti come Fagagna, nel senso che stiamo ancora un attimo valutando i tempi, ci stiamo iniziando a muovere, quindi sicuramente 14, 15, 20, 21, 22 maggio Sapori Proloco, ci troverete lì. Siamo Certo. molto contenti, comunque è un qualcosa di una ripartenza in qualche modo in questo nuovo 2022. Poi rumori parlano di un 13 giugno che abbiamo la festa del patrono, però non si sa ancora bene cosa faranno, come non si sa se quest'anno il torneo di pilote che facciamo in Viacella verrà, diciamo, realizzato, insomma, Organizzato. e come per quello che riguarda il torneo dei borghi, delle borgate,
che è ancora tutto molto un punto di domanda, quindi toccherà aspettare se vinceremo questa puntata gli aggiornamenti la prossima volta. O meno esatto. la possibilità appunto Esatto. di realizzare queste iniziative. Ma cari ragazzi, è arrivato il momento di sapere veramente se avete studiato tutto sul vostro avversario. Quindi direi alla mia regia di proporre la domanda su Gemona per Fagagna, che leggerà Serena. Comparirà in grafica la domanda su Gemona per Fagagna. No. Qual è il monte più alto, Leo Fedelin, di 1709 metri che domina Gemona? Dicono che l'hanno letto. Chiampon? È giusto? No, perché capita che l'altra proloco rimane così. No, e non lo sanno, invece, ecco, giusto. mi hai fatto 5 vedere un punti Era l'unico che conquistati. conoscevo, speriamo sia quello. 5 punti conquistati da Fagagna sulla domanda. Adesso vediamo la domanda su Fagagna per Gemona. Se l'aiuto. A chi è intitolata la chiesetta sulla collina del castello di Fagagna? San Michele. Giusto? Conferma, meno male lo sapevi, Altri 5 punti, quindi conquistati per Gemona, conquistati da Gemona. A questo punto chiedo alla mia regia, siamo in una situazione in cui c'è un vincitore o dobbiamo andare avanti con le domande spareggio? Abbiamo il vincitore. Abbiamo il vincitore. E lui già lì che si tiene, no, non saremo mica noi, no. Da dietro si stanno strappando i capelli, vedo. Vabbè, vediamo chi è il vincitore. Chi andrà in semifinale? Chi andrà in semifinale secondo te? Lasciamo un po' di suspense. Andiamo. Bravo, vedi, sai i tempi televisivi, come creare. Va bene, andiamo a vedere chi sarà il vincitore e chi va in semifinale. Dunque, proclamazione del vincitore e di chi Fagagna 49, Gemona 52. Quindi Torneremo. con la maestra che porta bene a questo punto. Toccherà riportarla. Perché insomma in semifinale vediamo che cosa fare. Che ansia. Torna l'ansia adesso. Adesso tornerà. Eri tranquilla fino a poco fa. Eh. E invece, cari, verremo a trovarvi a Fagagna. Vi aspettiamo molto Tutte le vostre volentieri. iniziative. Quindi grazie per essere stati in nostra compagnia Grazie a qui. voi. Ci ritroveremo a Fagagna, magari anche il prossimo anno, lo sapevo. Grazie a Serena Fogolini, grazie mille. Grazie a Waltris. E grazie alla mia regia capitanata da Francesco Snidero, Simone Caramaschi e Chiara Miscoria, sono tutti e tre capitani. Grazie, ciao, alla prossima. Questa trasmissione è stata offerta da VS Gomme.